Antonella. Allora, siamo tornati con voi. Chiedo alla regia, prima di dare la parola al nostro segretario Massimo Cestaro, se mi rimetti in onda il messaggio che è andato prima, che così possiamo leggerlo, quindi senza far torto ai nostri telespettatori. Il lavoro è essenziale per la persona, ma preservando la dignità e i diritti, come dite voi, mettiamoci la firma. È bravo, che ne abbiamo parlato di recente, vedi che hanno capito, grazie, e che serve appunto per il referendum. Se ci sono altri messaggi poi magari li vediamo insieme. Segretario, partecipazione anche per le persone pensionate, che uno magari dice non sono più nel mondo del lavoro, sono fuori, cosa vuoi che serva per me? Assolutamente sì, tra l'altro il messaggio che abbiamo appena visto ha centrato il tema, insomma. L'Unione Europea, adesso se posso dire un attimo rispetto alle cose che diceva Silvana un attimo fa, nel 1951 appunto nasce la CECA, cioè la comunità del carbone e dell'acciaio. Dico sta cosa perché l'Europa veniva da due guerre, tra la prima e la seconda in realtà poco più di 20 anni, e lì l'Europa decide di non fare più la guerra per dirimere i contenziosi economici e quindi mette in comunità le materie prime, cioè carbone e acciaio. Da lì va avanti la storia ed è una storia straordinaria quella dell'Europa, perché è un continente che mette assieme rapporti economici tra stati, sceglie di avere il libero scambio e sceglie anche di avere una sorta di welfare diciamo continentale. Ovviamente ogni paese ha la sua storia, ma c'è una idea di Stato sociale che è proprio tipico dell'Europa. Lo dico perché naturalmente le elezioni europee guardano ai 27 paesi, ma mi piace dire che l'Europa è una idea. Trovi Europa nel Sud America, trovi Europa nel Nord America, trovi Europa a Mosca, perché è una idea che si è allargata nel corso del tempo e non è un caso che i grandi processi migratori guardano all'Europa come diciamo una possibilità di crescita e di affermazione. Allora in questo è evidente che sono importanti le politiche che l'Europa fa, mantenendo salda la sua missione e la sua storia. E naturalmente i sindacati dei pensionati a livello europeo hanno avanzato una serie di proposte. Questo è importante ricordarlo, infatti. Perché anche qua diciamo l'Europa è un continente virgolette vecchio, noi diciamo fortunatamente vecchio, perché abbiamo un'età media più alta del resto del mondo, a parte il Giappone. Ma perché? Perché abbiamo un tenore di vita, una qualità della vita che consente alle persone di vivere di più. Questo significa però che l'Europa deve avere delle politiche che diciamo, guardino anche a questo processo. E quindi stiamo cominciando a pensare che forse è il caso di avere una sorta di pensione diciamo, costruita a livello europeo, un sistema di protezione sociale anche per la non autosufficienza che guardi agli anziani europei. Pensiamo anche al clima. Ora, diciamo, c'è una cosa importantissima che l'Europa ha deciso di avviare proprio per ridurre le emissioni di CO2. Poi si possono discutere le ricette, però il fatto che l'Europa abbia posto al centro dell'attenzione propria del resto del mondo la necessità di ridurre le emissioni di CO2 e attraverso questa strada evitare le tragedie dei cambiamenti climatici è un fatto importante. Ma guardate che questo riguarda le persone, perché poi diciamo, le tragedie dei cambiamenti climatici, che sono le grandi inondazioni, che sono i grandi caldi, colpiscono le fasce più deboli della nostra società e quindi molto spesso ci sono anziani che muoiono per il troppo caldo, ci sono anziani che muoiono per le inondazioni, perché le case non sono sufficientemente attrezzate, eccetera. Allora,
avere una idea circa il fatto che più di un terzo della popolazione europea è costituita da anziani è un tema che i sindacati dei pensionati hanno già posto e continueranno a porre a livello europeo. Naturalmente con una idea solidaristica, cioè noi non faremo, perché nella nostra natura, azioni o proteste o rivendicazioni che guardino solamente agli anziani, perché se si riduce la popolazione attiva, cioè se si riducono i giovani, poi anche egoisticamente c'è un problema per la tenuta dello Stato sociale che riguarda anche gli anziani, per cui, come diciamo sempre, le questioni che riguardano gli anziani in realtà riguardano tutti, riguardano anche i giovani. E in particolar modo rispetto ai giovani, rispetto ai quali c'è o dai quali c'è una forte sensibilità sui temi dell'ambiente, insomma dovrebbe essere questa una spinta anche per i giovani di partecipare a questo e altri appuntamenti a livello europeo, perché il tema delle prospettive, diciamo quella che si chiama della Green Deal, cioè diciamo una idea di sviluppo che tenga conto delle condizioni ambientali, una cosa di larghissimo interesse. Basta che siano sostenibili, perché poi alla fin fine economicamente le decisioni prese nell'ottica del Green Deal erano sostenibili per un target benestante e non certo di pensionati, che si sono anzi terrorizzati perché... Ma questo è giusto, cioè nel senso che è chiaro che diciamo, la trasformazione della nostra economia deve essere accompagnata, perché tu non puoi dire a una persona, giovane o anziana che sia, c'hai una casa vecchia, non più diciamo, in linea con i criteri di risparmio energetico, o te la metti a posto, la tua casa non vale niente. Quindi occorrono degli interventi, cioè nel senso che il processo di trasformazione ha bisogno di un intervento anche a livello europeo, da parte di singoli Stati, ma anche a livello europeo. E questa è un po' la sfida e la discussione che faremo nei prossimi tempi, perché il tema è esattamente questo. Però anche qua l'Europa ha fatto una cosa secondo me straordinaria, primi al mondo, una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, che guarda anche agli interessi dei cittadini, che nel senso hai due estremi, gli Stati Uniti per i quali diciamo, c'è la libertà di impresa e per cui ogni grande impresa può fare quello che vuole, dall'altra parte la Cina tutto quanto statalizzato, quindi o è nell'interesse dello Stato o non è. L'Europa fa una cosa che prova a governare i processi legati all'intelligenza artificiale, quindi ponendo dei temi che riguardano la privacy delle persone, adesso qua possiamo entrare nel merito, ma fa una scelta straordinariamente intelligente, perché dice qui c'è un percorso di innovazione che riguarderà l'intera società, la riguarda già oggi, ma più passa il tempo lo riguarderà sempre di più, si è posto il tema di regolamentare quell'attività economica, che è una cosa di grandissimo spessore, poi magari in qualche altro momento facciamo qualche approfondimento su questo punto, ma lo dico per dire che il ruolo dell'Europa nel mondo può essere centrale di più di quanto non lo sia adesso. Noi siamo abbastanza critici circa il fatto che rispetto a un drammatico conflitto in Ucraina l'Europa sia un po' spenta. Ecco, diciamo che l'Europa può e noi diciamo deve giocare un ruolo per la mediazione tra le parti in causa e che le armi non possono essere l'unico strumento per dirimere dei conflitti, esattamente come dice la nostra Costituzione. E quindi c'è bisogno di un'Europa ancora più forte e partecipata, perché i parlamentari europei, gli organismi europei devono sapere che c'è una popolazione attenta a quello che l'Europa fa.
Sì, che anche questo è importante, perché dopo, certo. dopo lamentarsi quando ci sono dei provvedimenti che diventano pesanti per i cittadini, per i singoli cittadini, anche perché poi ogni Stato ha delle sue connotazioni, questo è indubbio. Noi ci troviamo a volte in difficoltà con alcune categorie produttive. Qua appunto è sottolineato la data delle votazioni, ma lo sappiamo bene tutti quanti, c'è bell'impresso, però ripetita Juvent. Perché? Perché siamo tutti diversi ed effettivamente provvedimenti che possono andare bene in Germania, qua da noi, in Sicilia magari non ci ritroviamo. Quindi... Sì, però anche su questo proviamo a fare un po' di attenzione, nel senso che ci sono i regolamenti europei che sono quelli immediatamente applicati e che spesso riguardano le società, riguardano sì, per dire anche il lavoro, per carità. Anche il lavoro, eccetera. Poi ci sono le direttive europee che sono indirizzi che devono essere recepiti dai singoli paesi e non sono automaticamente applicate, ma sono applicate nel momento in cui ogni singolo paese... Però noi siamo in infrazione tante volte perché sono direttive a volte di difficile applicazione che mettono in crisi il nostro sistema. Ecco, però non è che possiamo continuare a sentire dire il solito refrain ce lo ordina l'Europa, perché diciamo le scelte vengono assunte all'unanimità, quindi diciamo ce lo dice l'Europa, ma c'eri anche tu quando l'Europa ha deciso questa cosa, perché insomma c'è un po' di ambiguità qualche volta quando sentiamo qualche nostro politico che si esprime in questi termini. Siccome vige ancora il principio dell'unanimità nelle scelte, cosa sulla quale secondo me, secondo noi dovranno prima o poi provare a pensarci, perché non è pensabile che uno, lo dico il massimo rispetto, uno staterello piccolissimo possa avere un diritto di veto, insomma, rispetto a scelte che magari l'Europa fa. Quindi è chiaro, la cosa è complicata, va ragionata, eccetera. Però, insomma, quando si dice ce lo impone l'Europa, ecco, diciamo che c'era qualche italiano che quella roba l'ha decisa, insomma, quindi non c'è una matrigna che insomma cattivamente decide le cose. Insomma, i processi di formazione delle decisioni sono ampiamente democratici e ampiamente partecipati dalle Chiedo alla regia se magari riesce a mettere in onda l'altro messaggio che era arrivato, che appunto ribadiva il concetto da parte di un nostro telespettatore o telespettatrice, adesso non lo so, di partecipare al voto. La vera politica ormai si fa in Europa ed è lì che si fanno le manovre con le lobby. Andiamo tutti a votare e non snobbiamo queste elezioni. Il discorso poi, il discorso delle lobby poi è quello che terrorizza, perché tante volte l'Italia è un po'... Sì, però quello che diceva Massimo, che le decisioni vengono prese all'unanimità e chi è nel nostro Parlamento, e prima vedevamo che non pesa proprio poco l'Italia perché è la terza nazione per numero di parlamentari europei presenti nel Parlamento, ha un peso, e quindi se si decide all'unanimità vuol dire che anche chi partecipa per l'Italia ha condiviso quella scelta, quella decisione. Certo. Votare, cioè decidere di andare a votare, vuol dire partecipare a quelle decisioni in maniera indiretta. E imparare a capirle anche. E imparare a capirle, metterci la testa. Non è così difficile perché sono cose che, come avete visto, riguardano anche il nostro quotidiano, pian pianino l'abbiamo anche capito. Inizialmente erano tanto cose distanti che forse riguardavano più singole categorie produttive, quando si parlava delle reti da pesca, diceva vabbè, i pescatori. Poi invece quando è incominciato ad arrivare alle nostre case, veicoli e quant'altro, abbiamo capito che invece è molto molto più vicina. E poi anche altri temi appunto di carattere etico o del mondo del lavoro, parità di genere e tante altre cose. Ce ne sono veramente tantissime. Faremo magari vari step volta per volta per mettere lente di ingrandimento su queste cose. Siamo giunti al termine, io vi ringrazio la CGIL, la CGIL di essere stata qui con noi, a voi cari telespettatori di averci seguito, di aver partecipato come sempre. Come partecipate alla nostra trasmissione, partecipate anche alla vita del nostro paese ma anche dell'Europa. Grazie molte.